Eccoci qua, siamo tornati in diretta e a volte dico, scherzando, insomma, che dovrei avere una telecamera sempre accesa perché ci sono tante curiosità che emergono poi anche durante la pubblicità. Il sindaco mi stava spiegando alcuni tecnicismi dell'amministrazione. Io chiedevo il fatto, insomma, di fare cassa, di risparmiare. Comunque prima c'era da terminare il discorso che stava facendo, che l'ho interrotta prima della Sì, nel pubblicità, senso che anche e questi dopo, se ha annunci, piacere, ci può spiegare un pochino i tecnicismi anche di questo famoso patto di stabilità interno. Prego. stavo dicendo che questi annunci di questi Sì. 2887 interventi che dovrebbero partire a luglio e sui quali dovrebbe esserci lo sblocco Esatto. di queste centinaia di milioni di cui il CIPE credo abbia autorizzato un paio di giorni fa, ieri o l'altro ieri, l'investimento. Insomma, mi chiedo come sia possibile che ci siano amministrazioni che hanno già il progetto pronto, supposto che il progetto viene approvato nel momento in cui c'è il finanziamento a copertura totale dell'intervento. Se non c'è il finanziamento perché è stato sbloccato ieri, vuol dire che non c'è il progetto E esecutivo. io, Quindi c'è la di cronaca, procedura ho detto dell'approvazione. all'italiana, come sempre, tu inizia a mandare avanti i soldi e i lavori, che poi forse te li rimborso. Ma i Avevamo detto tempi, così. però i tempi non sono, il tempo oggi è un dato assoluto perché a metà settembre ovviamente tutte le scuole Riaprono, riaprono. logicamente, non è che puoi Per cui essere il cantiere. alcuni interventi, voglio dire, non potranno essere fatti. Tanto che ad esempio nel mio comune l'intervento previsto l'abbiamo ipotizzato nel 2015, proprio perché ad oggi non abbiamo ancora certezza se c'è l'autorizzazione a spendere parte di quei denari accantonati che sono vincolati dal patto di stabilità o se arriva quota parte di questi finanziamenti che sembra il CIPE abbia autorizzato affinché vengano destinati. Per cui ecco, anche quello che stupisce è che chi sta governando il paese oggi è un ex sindaco, quindi voglio dire, persona che dovrebbe essere profonda conoscitrice anche non soltanto delle macchine amministrative degli enti locali, ma anche delle regole che molto spesso insomma, sono dettate a garanzia della buona gestione del denaro, ma che implicano necessariamente dei limiti e dei tempi. Ha piacere di spiegarmi un pochino questo discorso che stavamo facendo durante la pubblicità, cioè la buona gestione di un amministratore, quindi della cassa dell'amministrazione. L'amministrazione funziona come dire, avendo un punto di riferimento fermo che è il bilancio che viene approvato, che prevede delle entrate e delle uscite e ovviamente le entrate previste vanno a coprire dei capitoli di bilancio in uscita ben determinati. La gestione più oculata e più attenta fa sì che vi sia il minore avanzo pur nell'equilibrio di Un bilancio. bilanciamento, Pur esatto, nell'equilibrio di delle entrate e bilancio, nel delle senso che il uscite. bilancio non può essere chiuso assolutamente in disavanzo, anzi, insomma, deve essere chiuso il più possibile in pareggio e se non è possibile in pareggio, in avanzo, ma non in disavanzo perché la legge non lo consente assolutamente, l'amministrazione più oculata e più attenta è quella che, come dire, avanza meno soldi a fine anno, perché vuol dire che li ha investiti con attenzione e con precisione rispetto ovviamente a quanto previsto nei vari capitoli di spesa, anche perché poi quello che va in avanzo all'amministrazione in gran parte, ovviamente essendo destinato a spese di investimento sempre per legge, rientra sotto i vincoli e i limiti del patto di stabilità, per cui diventa difficile ovviamente il riutilizzo in tempi rapidi e con libertà da parte dell'amministrazione. Per cui ecco, questo è il funzionamento, ci sono dei tecnicismi nella gestione che sono previsti anche dalle normative, su cui anche leggendo ovviamente dai giornali sembra che vi sia una deroga da parte della Presidenza con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che prevede appunto lo stanziamento di questi 400-500 milioni di euro, però non so in che misura e in che quantità possa essere derogato ad esempio il codice degli appalti, nel senso che derogare alle normative che sovrintendono alla gestione degli appalti, soprattutto in questo periodo, abbiamo parlato di Mose prima, Sì, insomma, per cui ho fatto la credo battuta non io. sia molto semplice e forse neanche tanto raccomandabile. Ecco. Voglio riflettere anche su una tematica che spesso mi ripetono, la riforma della scuola. La reputa necessaria? Io la so, oltre che amministratore, anche genitore, non voglio violare troppo la sua privacy, mi scuso nel caso. E quindi comunque ha un'ampia veduta su ciò che potrebbe essere il discorso, nel senso anche che bella questa scuola, funzionale, abbiamo tutto nuovo, è antisismica addirittura, però all'interno, e lo stavamo dicendo inizialmente, il passaggio della conoscenza magari lascia a desiderare, oppure qualcuno non ha più la passione nel farlo, quindi alla fin fine
bella la scuola, ma tu esci che sei impreparato rispetto a ciò che è l'Europa. Cosa ne pensa? Che la scuola fondamentalmente viene misurata su quello che succede all'interno, quindi l'involucro sicuramente è fondamentale e importante per garantire serenità, sicurezza, Certo, sia a chi la frequenta, ma anche ovviamente ai genitori che consegnano per alcune ore della giornata i propri certo. figli ad un'istituzione diversa rispetto alla famiglia di origine. È ovvio che l'investimento va fatto principalmente in quella direzione. Se noi leggiamo i dati OCSE, vediamo che l'Italia non è propriamente ai primi posti, quindi qualche gap, qualche limite anche nella qualità dell'insegnamento all'interno di questo Paese esiste. Ci sono state diverse riforme che si sono succedute, molte di queste, soprattutto le ultime, hanno tenuto conto più della logica del risparmio di costi, perché effettivamente i costi non sono indifferenti. Abbiamo dei rapporti tra corpo docente, come dire, impiegati del mondo della scuola e discenti, che è uno in assoluto fra i più alti all'interno dell'OCSE, per cui sicuramente qualche ragionamento con il coinvolgimento sicuramente dei sindacati, con il coinvolgimento della politica, con l'accettazione da parte di tutti, ma qualche ragionamento serio in questa direzione deve essere necessariamente fatto. Credo che investire risorse nella scuola sia Fondamentale, però, secondo me è fondamentale. La fondamentale. giustificazione dell'investimento per la scuola deve essere garantito agli occhi di tutti, non soltanto di coloro che hanno figli che vanno a scuola, ma di tutti i cittadini, perché ovviamente è un investimento di tutta la collettività, indipendentemente dal fatto che all'interno della scuola ci vadano i propri figli o i figli degli altri. Esatto. Abbiamo al telefono Massimo Giorgetti, assessore ai lavori pubblici e edilizia scolastica del Consiglio regionale Veneto. Buonasera. Buonasera a voi tutti. Grazie per aver accettato insomma, il nostro intervento telefonico. Volevamo capire, appunto, visto lo stanziamento, lo sbloccamento insomma, di questi fondi per quanto riguarda l'edilizia scolastica, com'è la situazione in Veneto, quante richieste necessitano, sono state formulate dai plessi scolastici e poi avevo anche una domanda finale sulle varie competenze per quanto riguarda le superiori e la primaria. Prego, a lei la situazione iniziale. Ma allora, in Veneto la situazione sostanzialmente, fondamentalmente è buona, nel senso che sicuramente c'è un patrimonio che per alcuni versi è vetusto e va riqualificato, ma grandi problemi di sicurezza non ce ne sono, anche perché negli ultimi anni la Regione, il Consiglio regionale ha stanziato quasi 500 milioni di euro sull'edilizia scolastica. Anche proprio nelle prossime settimane uscirà un bando che mette a disposizione circa 20 milioni di euro sempre proprio per gli interventi di manutenzione. Ovviamente i temi quali sono? Quelli dell'efficientamento energetico, della modernizzazione dei servizi e quello di fare soprattutto, a mio modo di vedere, scuole nuove, perché continuare a tamponare il vecchio molto spesso costa di più e non rende servizio dovuto. Ecco. Poi io mi auguro che naturalmente negli interventi del governo sta predisponendo, di cui noi non sappiamo nulla. Infatti ne parlavamo proprio qui in studio Luciano Salvò, sindaco di Villafranca Padovana, e c'erano appunto dei dubbi anche sulla riuscita poi degli interventi, come tempistica oltretutto, perché conoscendo un po' le lungaggini italiane, ora che arrivano, ora che vengono certificati, oltre a tutti i vari controlli che ci saranno sicuramente fiscalmente da fare, è settembre. Ah beh, sicuramente, credo che per quest'anno, tranne piccoli interventi urgenti, non verranno certo impiegati. Ma l'importante, voglio dire, io sono sempre positivo, è che comunque effettivamente ci siano. Non ho idea di quale criteri, di quale priorità siano stati usati, perché anche mi risulta, non so se il sindaco me lo conferma, che anche i primi milioni che sono stati messi a disposizione qualche settimana fa l'hanno saputo i comuni, non ne conoscono ancora esattamente le modalità di utilizzo, ma ripeto, a noi ci sfugge completamente tutta questa parte, per cui noi ci troviamo a fare un bando al buio,
perché correremo il rischio probabilmente di ricevere delle domande di comuni che contemporaneamente saranno già soddisfatti o verranno soddisfatti nel prossimo futuro da quello che pare essere l'impegno del governo. Però io non ho elementi se non le agenzie dell'ANSA che leggo come tutti. come voi. Come tutti, sì. Un'altra domanda che voglio porle è, so che ad esempio per quanto riguarda le scuole superiori è competenza per quanto riguarda insomma le migliorie, insomma abbiamo capito l'edilizia scolastica, la provincia, mentre per la primaria è il comune che se ne interessa sempre con l'assessorato all'edilizia pubblica. Se mai dovessero scomparire queste famose province, a chi arriverà la competenza? Al comune o alla regione? Allora, in origine anche le scuole superiori erano di competenza dei comuni. Sì. Questo ante Bassanini, quindi ante 2000-2001. Poi nei trasferimenti di competenze tra i vari enti, regione, comune e province, le scuole superiori sono state trasferite alla gestione delle province. Quindi in realtà le province poco più 15 anni che si occupano di quegli istituti, perché precedentemente erano i comuni in cui sorgevano questi istituti. Mi pare, ma le cose cambiano di giorno in giorno, che la competenza sugli edifici scolastici comunque rimanga alle province, almeno nella bozza che gira di Del Rio, eccetera, pare che ci sia questa competenza comunque rimanga alle province. Non so con quali trasferimenti, con quali risorse, perché anche qui è tutta una riforma che a metà, perché io dico che le scelte devono essere sempre nette, o ci sono o non ci sono le province, altrimenti avremo sempre un sovrapporsi di competenze. Comunque, a mio parere, o rimangono delle province o ritorneranno ai comuni. Ho capito. Comunque è sempre spiacevole sentire che nel nostro paese la comunicazione di cose così importanti è sempre un po' fumosa. Dico male? No, provoca un'incertezza incredibile, perché ripeto, noi oggi abbiamo 20 milioni di euro messi a disposizione del Consiglio regionale, certo, per l'edilizia scolastica, non sappiamo come darli, gestirli, come distribuirli, esatto, e che criteri metterci, perché non sappiamo cosa sta facendo lo Stato. E se non vado errato, lo stiamo rimarcando, la scuola dovrebbe essere la prima cosa su cui investire per la rinascita di un paese. Ma anche perché poi c'è un altro aspetto a cui io tengo molto. In un momento di crisi profonda del settore dell'edilizia e dei lavori pubblici, alimentare con qualche decina, con qualche centinaia di milioni di euro un settore che è in grandissima difficoltà, significa anche dare la possibilità a qualche impresa di sopravvivere. Sì, per quello anche noi come regione è una catena alla fine. Certo, siamo molto attenti e cerchiamo di incentivare tutti i piccoli e medi lavori dei nostri comuni, come abbiamo fatto anche nei giorni scorsi, proprio perché vogliamo dar da lavorare anche alle nostre imprese, nel rispetto della legge, ma alle nostre imprese. Certo. Giorgetti, io la ringrazio e la congedo. Grazie per aver partecipato dai Reporter per te. Buonasera a voi e a tutti i telespettatori. Grazie, buona serata. Allora, Sindaco, siamo arrivati alla battuta d'arresto, ci salutiamo con una speranza. Con l'augurio. Esatto, con l'augurio che questi interventi possano essere fatti, possono essere soddisfatti i sindaci per quanto riguarda le loro attese e soprattutto possono essere anche fatti in tempi ragionevoli. Molto spesso intervenire in ritardo magari rende ininfluente in gran parte anche l'intervento che è auspicato. Con il passare del tempo ovviamente si invecchia tutti quanti, invecchiano anche gli edifici, molto spesso qui in Italia insomma, le lungaggini portano a far sì che l'intervento magari venga fatto quando è troppo tardi. Grazie a Luciano Salvò, sindaco di Villafranca Padovana, per essere stato a nostra disposizione. Sappiate che io adesso lancerò il meteo come di consuetudine e dopodiché si parla di pane, un pane speciale però, in attesa per i più poveri. Restate sempre in nostra compagnia, mi raccomando. Amici del Triveneto, ben ritrovati dal vostro Giuseppe De Vitis. Vediamo assieme cosa accadrà nei prossimi giorni, o meglio nella giornata di venerdì. Avremo ancora dei rovesci dei temporali, ma colpiranno soprattutto, almeno in una prima fase,
il nord-ovest. Guardate infatti sul nord-ovest, nelle zone cerchiate di rosso, avremo rovesci e temporali anche di una certa intensità. Sul nostro territorio invece tenderà a peggiorare, amici del Triveneto e dell'Emilia Romagna, nella seconda parte della giornata, soprattutto in serata qualche fenomeno. Andiamo per gradi e vediamo cosa accadrà in mattinata. Avremo cielo poco nuvoloso, quindi inizialmente avremo un bel venerdì, ma le nuvole aumenteranno nel pomeriggio, ma ancora con basso rischio di fenomeni su zone più occidentali del Trentino Alto Adige e dell'Emilia Romagna. In serata vedete dei nuclei temporaleschi tenderanno in maniera irregolare a coinvolgere i settori montuosi del Triveneto, ma anche dell'Emilia più occidentale. Quindi situazione che tenderà a peggiorare, ma comunque la prima parte della giornata risulterà piuttosto buona, sarà piuttosto buona. Vediamo le temperature, avremo temperature minime stazionarie, massime, anche se non faranno registrare grandi cambiamenti, solo su zone attorno ai rilievi tenderanno lievemente a calare a causa dell'aumento di nuvole, venti che tenderanno a rinforzare dai quadranti orientali. Buon inizio di weekend dal vostro Giuseppe De Vitis.